Luca Mercalli, siamo a un mese circa dalle elezioni politiche. L'attenzione ai temi della crisi ambientale e dello sviluppo sostenibile nell'attuale dibattito elettorale è sufficiente, è adeguata? A me sembra addirittura assente, non vedo una tensione sul problema ambientale che porti anche i media a confrontarsi sui contenuti ambientali dei programmi di chi si candida alle elezioni. Ricordo che in Francia, prima delle elezioni di Macron, Le Monde e anche altri organi di informazione francesi hanno a lungo battuto sul contenuto ecologico, della transizione ecologica nei programmi dei candidati. È stata una testimonianza secondo me fondamentale da parte dell'informazione che ha fatto emergere il tema ambientale come prioritario per la qualità della vita delle persone, perché poi ambiente vuol dire salute alla fine, vuol dire qualità della vita dei nostri figli e nipoti. Ecco, mi sembra che in Italia questo aspetto manchi, che l'ambiente al contrario venga solo visto come un fastidio. È un qualcosa su cui bisogna confrontarsi, ma nel complesso l'economia è sempre la regina di tutti i dibattiti e dei contenuti anche dei programmi politici. C'è una proposta concreta da sottoporre al dibattito in questo momento di campagna elettorale che possa, forse proprio perché è concreta, bucare di più lo schermo e quindi attrarre l'attenzione dei partiti perché si confrontino su un tema legato allo sviluppo sostenibile? Lo sviluppo sostenibile è un tema complesso e che investe tutta la vita delle persone e tutta la vita della società, quindi secondo me non c'è un tema specifico. Il primo tema, a mio parere, è quello della formazione della cittadinanza. L'Italia è un paese assolutamente ignorante sugli argomenti ambientali e cittadini non consapevoli sono cittadini che non possono certo chiedere o decidere per una politica che metta l'ambiente al primo posto. Quindi forse il primo obiettivo di una politica responsabile è formare i cittadini, comunicare, dire come stanno veramente le cose.